sulle ali dei sentimenti. Sognava di poter cogliere e fissare alcuni istanti del passaggio di antichi simulacri, preceduti da magnifici abiti variopinti, tintinanti di preziosi cimeli, incantandosi a scrutare la sua meravigliosa terra. Infiniti sono divenuti gli scatti, così come gli amici che dovunque ha conquistato. Adagio, lo sguardo si è posato su rughe profonde, simili a sentieri che conducono ad altri tempi, spesso assai remoti. Ardeva sempre più in lui il desiderio di poterli avvicinare. In punta di piedi ha bussato i loro usci e se nella quotidianità appare distratto, talvolta sordo, di luogo ha inteso ogni sospiro, scrutato ogni sguardo, contemplando in momenti inebrianti di infinita dolcezza, fonte di intense emozioni. Nonnini che hanno alternato racconti gioiosi a dolorosi stralci della loro esistenza. Insieme alla sua amata sposa ha incorniciato queste parole tra le pagine dei suoi libri, consegnando alla storia le memorie di sconosciuti che, cinti di semplicità, hanno reso lustro alla nostra amata Sardegna. Dialoghi che sintetizzano enciclopedie di vita vissuta, scatti che, seppur imprecisi, colgono attimi preziosi di un'arte, non di una professione. Si sa, Pierino non vende, a lui sta a cuore la sua passione. Ha sempre lo sguardo rivolto verso il cielo per dire grazie, sappiatelo.